con il presidente Andrea Cencetti. Ti vediamo adesso un po' più sorridente, c'è stata un po' di paura, fortunatamente questa settimana sono arrivati anche risultati positivi dagli altri campi. Se ci commenti questa qualificazione playoff. Beh, innanzitutto faccio i complimenti alla squadra, qualificazione meritata, credo per quello che si è visto nell'arco delle 30 giornate, nonostante poi abbiamo vissuto 2 campionati in uno, abbiamo vissuto 2 stagioni all'interno della stessa, sono state molte difficoltà, oggi intanto ci godiamo questa qualificazione. Okay. Andiamo a giocarcela, sicuramente vogliamo dire la nostra, proveremo. Abbiamo recuperato Alessandro Di Nardi, che per noi è tanto, Ale ci può dare una mano. Perdiamo Tiziano, Galassi per la prossima partita sarà squalificato, credo sicuramente per un turno. Però adesso si entra nel vivo e nel bello di questo campionato, insomma, abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, che era quello di partecipare tra le 6 finaliste. Vediamo dove possiamo arrivare, io credo in questa squadra. Ok, hai anticipato un po' le 2 domande che ti volevo fare, una era proprio sull'espulsione di Galassi, quanto pesa sulla prossima partita, e poi in generale sul Football 8 Roma Nord, se ce le magari vai a entrare più nello specifico. Sì, parliamo dei nostri prossimi avversari, una grandissima squadra, l'abbiamo incontrata qualche giorno fa, nella penultima. Non hanno fatto una grandissima partita per quelle che sono le loro qualità, perché poi sono una squadra fortissima che ha tenuto il ritmo delle prime 2 per buonissima parte del campionato. Loro partono favoriti proprio per la posizione che hanno acquisito e per i punti che ci dividono, però noi ce l'andremo a giocare, diremo la nostra, anche senza la presenza di Tiziano all'andata. Ci sono tanti altri giocatori con cui possiamo sostituirlo.